Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nuova ordinanza contingibile e urgente sui rifiuti emanata dal governatore Oliverio, autorizzati in deroga gli impianti di Reggio e Catanzaro. Trovato l'accordo tra 5 Stelle e Lega, il commissario per il piano di rientro della sanità calabrese e i titoli di coda all'addio nella prossima settimana. Ancora una protesta degli autisti di ambulanza che, nonostante siano vincitori di concorso a Crotone, non sono ancora stati assunti. Il giorno dopo la grande manifestazione di Catanzaro, amministratori e lavoratori si chiedono quale sarà il futuro per 4.500 lavoratori, l'appello di Bruno Bossio, il governo si sbrighi. Il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso la sentenza del processo Provvidenza, 8 assoluzioni e 11 condanne per complessivi 150 anni di carcere. Il Banco Alimentare prepara la giornata della colletta alimentare, sono 120.000 gli assistiti in Calabria dall'Associazione di Volontariato. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque parliamo di rifiuti, dell'emergenza rifiuti nell'apertura di questa edizione del nostro giornale, perché c'è una nuova ordinanza urgente emanata dal governatore Oliverio, autorizzati così in deroga gli impianti di Reggio e Catanzaro, impianti che non hanno l'autorizzazione integrata ambientale. Sentiamo. In Calabria cresce la raccolta differenziata, ma mentre si continua a pagare per portare la spazzatura fuori regione, visto che le discariche del territorio sono strapiene, in alcune città calabresi strade e marciapiedi sono invasi dai rifiuti. In breve, l'emergenza non è ancora terminata e così il governatore Oliverio, scaduta quella del 15 maggio scorso, ha emanato una nuova ordinanza contingibile e urgente che prevede l'utilizzo in deroga di alcuni impianti, in particolare quello di Reggio Calabria e quello di Catanzaro, che non hanno l'autorizzazione integrata ambientale. Il provvedimento adottato dal governatore su proposta del Dipartimento Ambiente vale per un periodo di tempo di 6 mesi, a partire dal 15 novembre. Un'ordinanza emanata per non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria e ambientale derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio regionale, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali. Insomma, la Regione sostiene di aver fatto passi in avanti nel settore, richiamando nell'ordinanza l'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti e l'aumento della percentuale della raccolta differenziata, che oggi è arrivata al 45% a fronte del 15,6% del 2014, ma ancora rimangono le criticità che hanno determinato i provvedimenti precedenti e così bisogna continuare ad operare in deroga alle leggi. E la nuova ordinanza, scrive il Presidente della Regione Oliverio, è imprescindibile e improcrastinabile in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità. Il ricorso allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile e urgente, si legge ancora nell'atto presidenziale, consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettose di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente. La sanità adesso ha trovato l'accordo tra 5 Stelle e Lega. Il commissario per il piano di rientro della sanità calabrese sarebbe ai titoli di coda all'addio nella prossima settimana. Il destino di Scura è segnato. Nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri, prevista per l'inizio della prossima settimana, si procederà alla sua sostituzione. Ieri sera la maggioranza di governo ha trovato, come si dice, la quadra che consente l'arrivederci al commissario della sanità calabrese. Ora, chi sarà il sostituto? È certo che il governo giallo-verde, ad un anno o poco più delle elezioni regionali in Calabria, non ha alcun interesse a consegnarlo nelle mani dei calabresi per una serie di motivi. Il primo è che la sanità, non scopriamo l'acqua calda, è ancora la fabbrica del consenso. Quindi va da sé che l'obiettivo sia quello di non consegnare nelle mani degli avversari una materia così delicata. Allora? È assai probabile che la soluzione più gettonata possa essere quella di inviare in Calabria una figura che possa intervenire e tentare di risolvere le molte criticità che la sanità regionale presenta. Non ci sarà, almeno questo è emerso dalla riunione di ieri sera, continuità con il lavoro svolto da Scura, ritenuto non soddisfacente sia per le casse che per il sistema nel suo complesso. Di nomi, almeno per il momento, non ce ne sono, o meglio, magari una lista di papabili c'è già, ma rimane coperta. Insomma, sembra ormai certo che la permanenza di Massimo Scura in Calabria è a tempo limitato, vale a dire fino alla prossima settimana.
Tra il 2016 e il 2017 si è svolto a Crotone un concorso per autisti di ambulanze, concorso a valenza regionale, ma i vincitori non sono stati ancora assunti, hanno protestato alla cittadella regionale. Abbiamo visto i nostri diritti calpestati da molte ingiustizie, sia legali, amministrative e quant'altro. Francesco Spadafora è uno dei vincitori del concorso per autisti di ambulanza 118 espletato tra il 2016 e il 2017 a Crotone. Concorso aperto a valenza regionale, ma la graduatoria dei vincitori non è stata finora presa in considerazione per l'assunzione di nuovo personale, nonostante la carenza di lavoratori nel settore. Anzi, le ASP hanno annunciato nuovi concorsi. La UGL di Cosenza ha preso posizione sulla vicenda. Franco Pacenza, delegato alla sanità della Regione Calabria, ha incontrato una delegazione degli idonei. C'è l'impegno ovviamente da parte della Regione di eventualmente portare la problematica nei prossimi tavoli che permetteranno eventualmente di mettere su carta il fabbisogno per quanto riguarda l'anno 2019. Chiaramente la graduatoria, che è costituita in questo momento da circa 54 unità, non scorrerà nell'arco di un anno e quindi queste persone si vedranno, come dire, assunti e avere un posto di lavoro. Credo che ci vorrà qualche anno in più. Intanto alcune evidenti stranezze sono state denunciate alla Procura di Cosenza e alla Corte dei Conti. Ci sono le ambulanze del 118 che sono ferme nei parchi macchine delle agenzie e invece vanno a lavorare le associazioni private. Abbiamo anche fatto un esposto in procura per quanto riguarda Castrovillere e Mormanno, perché secondo noi coloro i quali svolgono oggi la mansione dei autisti dell'ambulanza del 118 non avevano i requisiti, tant'è che erano cuochi che sono stati trasformati in autisti nell'ambulanza. Appello della parlamentare del PD Enza Bruno Bossio al governo per la stabilizzazione degli LSU e delle PDU che ieri hanno manifestato a Catanzaro. Sono 4.500 i lavoratori precari in Calabria. Sotto la pioggia battente, per tutelare il lavoro, la distesa di ombrelli. Ieri in piazza Prefettura a Catanzaro, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità chiedono la stabilizzazione. Sono 4.500 in tutta la Calabria. Da 20 anni lottano, combattono, una battaglia ancora da vincere. Da qualche anno in alcuni piccoli comuni si è dato risposta alle esigenze dei precari, ma la maggioranza resta in attesa. La Regione ha fatto la sua parte, dice ai nostri microfoni la parlamentare Enza Bruno Bossio, che lancia l'appello al governo. Dal 1 gennaio 2015 questi lavoratori non sono più sussidiati ma sono contrattualizzati, quindi grazie al contratto hanno adesso la possibilità di essere stabilizzati. Naturalmente la stabilizzazione, essendo dislocati nei vari enti, non può essere fatta tutta in una volta, quindi c'è bisogno che ci sia il tempo necessario che la stessa Madia prevede, cioè entro il 2020, per arrivare a un percorso che riguardi tutti. C'è questo contributo del governo ma anche della regione. C'è bisogno però che questi soldi non siano i 21 milioni che avrebbero deciso soltanto sugli LSU, ma dovrebbero essere storicizzati i 38 milioni della regione, e la regione ha deciso in tal senso, e i 50 milioni che ogni anno sono stati dati agli LSU e LPU. È necessario che questi 50 milioni siano confermati anche nella legge di bilancio di quest'anno. Per questo faccio appello soprattutto ai parlamentari calabresi della maggioranza perché si battano insieme a noi, anche senza di noi, purché si raggiunga il risultato. La cronaca adesso a Reggio Calabria, la sentenza del processo Provvidenza, 11 condanne e 8 assoluzioni, inflitti complessivamente 150 anni di carcere. È stata una delle inchieste Provvidenza insieme alle operazioni Metauros e Cumbertazione che hanno sconvolto la città di Gioia Tauro. Ieri sono arrivati i primi verdetti per un totale di 150 anni di carcere. Sono 11 le condanne e 8 le assoluzioni. È l'esito del processo di primo grado del procedimento nato dall'inchiesta Provvidenza, operazione della DDA di Reggio Calabria contro il clan Piromalli di Gioia Tauro. Una sentenza, quella emessa dal GUP distrettuale, che ha accolto parzialmente le richieste formulate dal PM antimafia Giulia Pantano. Il giudice per l'udienza preliminare ha condannato Antonio Piromalli, reggente della Cosca e figlio del superboss Pino Piromalli, detto Facciazza, a 20 anni di carcere. Stessa pena per Domenico Stanganelli.
L'inchiesta Provvidenza, divisa in 2 tranche, è stata eseguita dai carabinieri del ROS di Reggio Calabria all'inizio del 2017. L'operazione gira sulla figura cardine di Antonio Piromalli, 45enne, che sarà giudicato con il rito abbreviato, figlio del boss Pino, detto Facciazza. Il giovane Piromalli si sarebbe trasferito a Milano proprio per volere del padre, al fine di abbassare l'attenzione degli investigatori dell'antimafia. Lì avrebbe istituito la sua nuova base operativa e i nuovi business lo avrebbero portato fino alla grande distribuzione degli Stati Uniti, dove avrebbe rifilato olio di Sansa spacciandolo per extravergine d'oliva made in Italy. Ma gli affari di Antonio Piromalli non avevano confini: ortofrutta, edilizia, turismo, centro commerciali in Italia e negli Stati Uniti, in Romania e in Francia. Nuovi business, sostengono dall'antimafia, usati anche per ripulire soldi sporchi. Anche se nell'inchiesta emergerebbero le nuove direttrici degli affari dei Piromalli, la roccaforte della cosca rimarrebbe Gioia Tauro. Nella città del porto, infatti, il clan detta legge in solitudine. Sentite questa storia che arriva da Catanzaro. Sono andati a casa di un anziano per soccorrerlo dopo un malore, hanno arrestato e posto ai domiciliari suo figlio dopo aver trovato 76 grammi e 3 piante di marijuana. È successo nel quartiere Lido di Catanzaro. I vicini di casa dell'anziano hanno chiesto l'intervento del 118, non potendo entrare nell'abitazione. I sanitari hanno chiamato vigili del fuoco e polizia, e mentre i sanitari prestavano le cure all'ammalato, gli agenti della squadra volante del commissariato di Lido hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire da una stanza dove alloggiava proprio il figlio dell'anziano, un 56enne già noto alle forze dell'ordine. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Michele Fernandez è l'unico degli indagati nell'ambito dell'operazione Merlino, per i quali era stata disposta la custodia cautelare in carcere, che non è stato scarcerato dal Tribunale del riesame. Per il funzionario del comune di Fuscaldo e del comune di Cosenza, il tribunale, che ha deciso la scarcerazione del sindaco Ramundo e degli altri indagati, ha imposto le misure domiciliari. Sono stati fermati dai carabinieri di Sellia Marina 2 giovani, un 36enne e una 35enne, che avevano tentato di introdursi nell'istituto comprensivo Ilaria Alpi di Botricello per rubare attrezzatura varia da rivendere sul mercato nero. La coppia è stata beccata grazie alla segnalazione di un cittadino al 112. Il consigliere regionale Carlo Guccione interviene su quelle che definisce tante, troppe anomalie emerse sulla situazione delle sale operatorie dell'ospedale Spock di Castrovillari. Dall'esame della documentazione fornita dall'ASP di Cosenza, denuncia Guccione, viene fuori che l'intero appalto non è stato gestito secondo i canoni della normativa vigente in tema di appalti pubblici. Già la valutazione iniziale della proposta progettuale non è stata accurata dal punto di vista tecnico, visto che la progettazione definitiva presentava alcune carenze, puntualmente emerse nelle fasi successive, a cui si è dovuto in parte far fronte e in parte ancora provvedere. Il progetto non era completo anche nella parte riguardante la prevenzione incendi. Aveva soccorso delle persone vittime di un incidente sul viale di Sonzo a Catanzaro, ma tornata sulla propria auto aveva scoperto di aver subito il furto della borsa con effetti personali e carte di credito. I carabinieri della stazione di Santa Maria, attraverso le immagini a videosorveglianza, hanno individuato e arrestato un 22enne già sottoposto a sorveglianza speciale e denunciato altri 2 soggetti, rei di aver utilizzato le carte di credito della donna. A Rosarno, nel corso dei controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine, in un'abitazione è stato trovato un rifugio utilizzato da latitanti. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, col supporto personale dello squadrone eliportato cacciatori Calabria di Vibo Valencia, nel corso di una serie di controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati che ha interessato i comuni di Gioia Tauro, Rosarno e Galatro, hanno controllato complessivamente 121 persone e arrestate 6. Tra queste azioni di controllo del territorio, la più interessante è quella avvenuta a Rosarno, per quanto individuato dai carabinieri. I militari della locale tenenza hanno infatti tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato i coniugi Angelo D'Agostino, 36enne, e Antonella Elia, 35enne, poiché è stato accertato che entrambi, mediante forzatura del contatore del gas ed applicazione di un bypass al misuratore elettrico, hanno sottratto nel tempo ingenti quantitativi di gas, alterando significativamente il consumo di energia elettrica all'interno della propria abitazione. La sorpresa più interessante è avvenuta dopo, poiché proprio nel corso delle successive operazioni di perquisizione all'interno dell'abitazione, ceduta in locazione ai coniugi, i militari hanno rinvenuto in una
parete esterna del ballatoio pertinente alla camera da letto dell'abitazione una botola murata dall'interno e con una serratura a scatto, attraverso la quale si accedeva ad una stanza ormai in disuso, presumibilmente utilizzata in passato quale rifugio temporaneo per i latitanti di passaggio. Gli arrestati al termine delle operazioni di rito sono stati messi a disposizione delle competenti autorità giudiziarie. Parliamo adesso di ludopatia, un fenomeno che a quanto pare interessa sempre di più gli anziani. Ludopatia ed etica d'impresa, questo è il tema di un importante incontro organizzato dalla Confesercenti in collaborazione con la Federazione Italiana Pensionati e Attività Commerciali. Il fenomeno della malattia del gioco incide su quello che è l'equilibrio naturale di quella che è l'economia reale. Chi gioca è nel 50-60% dei casi appartenente alla fascia medio-bassa dal punto di vista reddituale e almeno l'80-90% di chi gioca si trova in una condizione di disagio economico-sociale. Se noi in Calabria bruciamo 3 miliardi di euro nel 2017 di risparmi destinati al gioco, significa che questi soldi stanno venendo meno a quelli che sono i consumi e i beni di prima necessità. L'industria del gioco d'azzardo dunque non avverte crisi, anzi si avvantaggia delle difficoltà ai danni di tante persone che sperano in una vincita che possa migliorare la loro condizione di vita. Un dato preoccupante è anche la crescita del gioco d'azzardo tra gli over 65 e praticato in Italia da un pensionato su 4. Sono milioni gli over 65 che giocano e quindi dobbiamo ragionare anche in una forma di riduzione del danno, però noi possiamo lavorare in termini di riduzione del danno, ma soprattutto verso quelle persone che manifestano atteggiamenti compulsivi che sono l'anticamera della patologia. È una Calabria in recessione quella che emerge dai dati resi noti dal Banco Alimentare relativi al 2017. Troppe le famiglie in difficoltà che risentono ancora gli effetti della crisi. 100.000 le persone assistite dall'associazione nel corso dell'annuale incontro Arrend. È stato lanciato l'appuntamento con la colletta alimentare in programma sabato prossimo. La Calabria arranca, l'uscita dal tunnel della crisi è lontana, le famiglie non arrivano a fine mese, la povertà è dilagante, lo tocca con mano quotidianamente il Banco Alimentare, una forte denuncia sociale contenuta nei numeri relativi al 2017. Attualmente stiamo aiutando circa 120.000 persone, sebbene i dati sulla povertà in Calabria parlino di 250.000 famiglie in stato di povertà, quindi è veramente un'emergenza sempre attuale. L'associazione, che nella regione opera dal 1996, ha una storia consolidata in 22 anni, ha visto crescere il bisogno, come sottolineato nel corso dell'incontro a Arrend dal presidente Franco Falcone, una realtà solidale che dà risposte a tutte le province calabresi e che necessita di sostegno. Vorremmo avere una sede più definitiva. Così come è importante avere dei magazzini nelle province. Da questo punto di vista chiediamo una mano perché anche i comuni si rendono parte attiva in questo processo. Anche quest'anno si punterà sulla colletta alimentare, in programma sabato 24 novembre. Lo scorso anno in Calabria in un solo giorno si sono raccolti 145.000 kg di prodotti, sono stati coinvolti 4.620 volontari, una forza, come sottolinea il presidente nazionale Giussani. Non si parla più della fame o delle persone che hanno fame dell'Africa, si parla delle persone che hanno fame in Italia. In questo senso la solidarietà è ravvivata. Io osservo anche che oggi è più matura questo tipo di solidarietà, per cui la gente non solo magari come nella colletta dona, partecipa, ma si interessa anche ai perché di questa povertà. All'incontro ha preso parte il governatore, che ha evidenziato l'importanza del servizio. Il Banco Alimentare svolge un ruolo importante di supplenza molto spesso delle istituzioni rispetto a condizioni e a situazioni di sofferenza che appunto attraverso il Banco Alimentare vengono lenite.
Più arti, più liberi, questo è il titolo della rassegna che ha riunito le esperienze degli artisti presenti in questo periodo ai Box Art di Cosenza. A Cosenza la residenza artistica dei Box Art, iniziata lo scorso 8 novembre, è stata incentrata sulla scrittura. 14 artisti provenienti da tutto il mondo si sono confrontati su diverse forme di linguaggio, passando dalla fotografia al giornalismo, al teatro, alla lettura. Un'esperienza esaltante e singolare che gli artisti stanno raccontando nelle sale del Box Art Museum, nel chiostro di San Domenico. È 2 giorni all'interno del ciclo di residenza del mese di novembre che abbiamo voluto realizzare appunto facendo un vero e proprio focus sulla multidisciplinarietà delle arti e invitando scrittori, giornalisti, sceneggiatori, registi. Si confrontano proprio nelle sale del Box Art Museum qui al complesso di San Domenico proprio su una tematica delle arti. Abbiamo intitolato appunto Più arti, più liberi, proprio per un incrocio tra le arti, esperienze diverse e soprattutto un confronto tra artisti e cittadinanza. Ognuno racconta un po' le proprie esperienze, presenta i propri libri, riflette sul presente, sul futuro, su quello che sta accadendo e come l'arte può contribuire a rigenerare la società e quindi a partecipare anche a questo processo di rigenerazione urbana. Gli artisti che fino al 24 novembre saranno ospitati nei Box Art hanno in comune la caratteristica della trasversalità interdisciplinare con cui raccontano e presentano immagini del mondo. Una residenza multiforme dunque, ravvivata da conferenze, letture, dibattiti e performance. Lo sport adesso con i risultati delle gare di Serie C disputate oggi. Bella vittoria in casa per il Catanzaro che batte il Rieti per 3-0. Con questa vittoria il Catanzaro si porta a 17 punti in classifica. Gara casalinga anche per il Rende contro la Vibonese. Il derby si è concluso con il risultato di 1-0 e così il Rende con 26 punti rimane capolista. E adesso le previsioni del tempo. Un corridoio di aria fredda proveniente dalla Russia europea si è attivato grazie all'elevazione di un blocco anticiclonico tra il mare del nord e la penisola scandinava. Sulla Calabria avvertiremo un ulteriore calo termico, avremo anche delle precipitazioni sui versanti ionici e la neve che farà la prima comparsa stagionale sui rilievi della Sila. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo nuvoloso sui versanti ionici dal Cosentino al Crotonese, con possibili piogge. Parzialmente nuvoloso sulle aree interne del Cosentino e del Catanzarese, poco nuvoloso sui rimanenti settori della regione. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti moderati ovunque de maestrale, con mare da mosso a poco mosso il Tirreno, ancora molto mosso lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.